Che ci siano 6 dirigenti indagati per un'opera prevista in project financing di viabilità, la Treviso-Jesolo, ci fa dire che Zaia non ha sorvegliato a dovere su questa conduzione del percorso amministrativo. 2 anni fa l'avevamo avvisato, quando stava per partire il bando, di sospendere tutto e aspettare che la magistratura desse gli esiti di quelle verifiche sulle ditte che avevano concorso in quest'opera. Oggi, dopo 18 mesi, lui non ha fatto nulla, sospende oggi la delibera, con una delibera il bando, ma non dà risposta perché non l'abbia fatto prima. Questa è la responsabilità politica che noi a lui vogliamo addebitare e che i veneti vogliono capire perché non abbia avuto risposta prima di oggi. Il Partito Democratico chiede oggi a Zaia quali verifiche abbia fatto dopo i noti scandali della vicenda Mose e degli appalti truccati, quali verifiche abbia fatto su tutte le altre procedure di opere, grandi opere previste nel nostro Veneto, in primis su questa via del mare, ma poi ce ne sono anche altre in itinere e su questo noi vogliamo risposte precise.